Miranda Bassoli, scusa, Miranda Bassoli, che ci ha raggiunto da Bologna, no? Dall'Emilia, e che ci parlerà di come le certificazioni delle competenze professionali, individuali, in questo caso appunto spostiamo l'attenzione sull'individuo, possano comunque aiutare a inserirsi e stare con successo nel mondo del lavoro. Lascio la parola a lei, collabora appunto, fa parte dell'assistenza tecnica della Regione Veneto sul tema della certificazione di competenze. Grazie. Questo funziona. Le slide sono già là. Grazie. Grazie, buongiorno. Io dirigo un progetto di assistenza tecnica per la Regione Veneto e gli elementi di cui adesso brevemente vi parlerò fanno riferimento alla Regione Veneto, ecco, per cui davvero ringrazio che mi sia stata data questa opportunità, perché per noi, per l'area del lavoro che si occupa di questo tipo di interventi, è anche l'occasione per, da un lato, ascoltare, dall'altro proporre elementi che altrimenti rischiano di rimanere tra gli addetti, ecco, tra un settore, in un canale in cui poi ci si parla soltanto fra persone che si occupano di questo aspetto specifico. Questo per me è particolarmente importante perché il tema della certificazione delle competenze non nasce con una attenzione al genere. Proprio non c'è niente dentro la norma che la disciplina, i regolamenti successivi che ne hanno consentito lo sviluppo. Non c'è mai una attenzione o una declinazione con attenzione al genere. Credo che questo sì, possiamo considerarlo un limite senz'altro, ma lascia tutto lo spazio a che invece possa raccogliere operativamente sollecitazioni ad essere orientato verso un'attuazione attenta anche alle differenze di genere. Quindi una norme, la legge 13 del 2013, il decreto del 2015, insomma ci sono una serie di norme che disciplinano questi aspetti, ecco, sono norme tra virgolette che prescindono dalle differenze di genere, ecco, salvo che il mercato del lavoro presenta grosse differenze di genere, le politiche del lavoro hanno impatti diversi a seconda del genere. Ecco, ragionare in questo contesto di questi dispositivi, come dire, è una sede di confronto e di scambio su un tema che potrebbe avere tutta un'attuazione operativa attenta al genere. Ecco, per questo ecco, non è un ringraziamento formale, ma è un ringraziamento professionale. Vediamo se sono capace di... Ecco, intanto cos'è la certificazione delle competenze? Lo diceva già Francesco Torelli, cogliendo immediatamente la sua specificità. Ecco, con questo tema noi affrontiamo un tema che riguarda le singole persone. Poi, che il patrimonio di competenze professionali delle singole persone abbia un valore per le imprese, questo va da sé, ovviamente, ma il punto di attenzione sono le singole persone. Allora, che cos'è la certificazione delle competenze al di là delle norme, delle cose? In concreto, anche per come viene declinato nella Regione del Veneto, è un servizio che si rende disponibile affinché le persone, tutte le persone, ecco, abbiano la possibilità di far emergere le loro competenze. Allora, quello di raccontare uno cosa sa fare, credetemi, non è un'operazione così semplice, a meno che uno non abbia fatto per 35 anni la cassiera e dice cosa sai fare? La cassiera. Ecco, un altro non lo sa comporre, non lo sa dire, non lo sa fare emergere che cosa sa fare. Tenendo conto che le competenze oggetto di cui parliamo sono competenze che possono essere state acquisite lavorando, facendo volontariato, facendo esperienza di vita individuale, facendo dei corsi di formazione, quindi in un quadro composito. Ora, con la certificazione delle competenze si attiva un processo attraverso il quale le competenze vengono fatte emergere, vengono rilevate, quindi, come dire, annotate in qualche modo e poi rese certe perché c'è una prova, un colloquio tecnico, una prova d'esame, una simulazione, eccetera, eccetera, che dice effettivamente questa persona ha queste competenze.
Adesso io, come dire, se ci fossero degli addetti ai lavori allibirebbero perché c'è un linguaggio tecnico molto preciso, però la sostanza è questa qui, è un dispositivo che serve per tirar su le competenze che hanno le persone, renderle visibili, poi dopo metterle in fila, cioè annotarle in qualche modo e poi dopo vedere se effettivamente le persone queste competenze che si sono fatte emergere e annotate ce le hanno veramente. Ecco, è importante sottolineare perché questo già ci avvicina di più al tema dell'approccio certificatorio, e cioè questa operazione di certificazione delle competenze la si fa con riferimento però a uno standard professionale, cioè io a un mestiere. Cioè io non dico, come dire, non certifico se so in qualche modo, come c'è nella foto lì, coltivare delle piante. C'è un mestiere che forse si chiama operatore delle piante, operatore del giardinaggio, cioè c'è un mestiere, sta in un catalogo di cui dispone la Regione Veneto, c'è il mestiere forse del vivaista, ma anche dello sviluppatore software o del social media manager, quindi di tanti mestieri, tante professioni, però c'è un descrittivo di un mestiere o di una professione, come lo vogliamo chiamare. Ecco, io accerto, faccio emergere, rilevo e poi accerto le competenze riferite a un mestiere definito. Quindi c'è uno standard a cui io faccio riferimento. Com'è? Proprio 2 o 3 caratteristiche per anche allinearci un po' all'approccio rigoroso che devono avere comunque le certificazioni. È articolato in passaggi. I passaggi sono 3 che hanno appunto i termini tecnici riportati lì evocano gli elementi che dicevo prima, cioè individuare, validare, certificare, cioè sono gli aspetti che dicevo prima. Quello che è importante sottolineare è però che ad ogni passaggio può avere seguito una attestazione pubblica, che ovviamente ha un valore crescente, nel senso che il certificato in quanto tale ha un valore diverso da un attestato di competenza, quindi ha delle denominazioni diverse, dei ruoli diversi, eccetera, eccetera. Però, come dire, questo lo dico perché, e in questo via via ci avviciniamo al tema del mercato del lavoro in prospettiva di genere, il dispositivo di certificazione valorizza i pieni e non i vuoti, e cioè rende evidente rispetto a un mestiere non soltanto ciò che io non so, ma ciò che io so, e per ciascun elemento che so, per ciascuna competenza che ho, anche se parziale, anche se limitata, io ho un processo di diciamo così, di messa in evidenza tale per cui lo posso aver attestato. Cioè io posso attraverso un processo di certificazione portare in evidenza e aver quindi certificato il fatto che io, anche se non l'ho mai esercitato, ho tutte le competenze del vivaista, ma se io non ho queste, siccome lo articolo in 3 passaggi, posso avere singole competenze, ecco, quindi non tutto, quindi non è un passaggio, diciamo così, modello scolastico puro in cui o sono promosso alla fine o sono bocciato. Io in realtà ho comunque, se anche di quella del vivaista ho 2 competenze, una competenza, una capacità, ecco, ho un dispositivo per cui metto in trasparenza il pezzetto che ho e quindi questo mi viene attestato e me lo porto con me. Vede il coinvolgimento di esperti del mondo del lavoro, nel senso che appunto c'è una procedura, ci sono tutte le documentazioni che, come dire, volentieri possono essere messe a disposizione, però il tema è chi è che dice poi che tu quella competenza ce l'hai. Ecco, il processo di certificazione vede il coinvolgimento di esperti che vengono dal mondo del lavoro. Ecco, verrà realizzato attraverso modalità che sono in corso di definizione, ma da soggetti pubblici e da soggetti privati accreditati. L'idea è quella di una rete diffusa, perché appunto sia vicina alle persone la possibilità di usufruire di questo servizio, e sono fondate ovviamente su norme che ne determinano tutti gli aspetti. Il senso. Il senso è che si dà valore a tutte le competenze, sempre collegabili a un mestiere, ma tutte. E quindi è la storia professionale che viene fuori.
è la ricomposizione di quello che io ho alle spalle che mi è permesso fare, mi è consentito fare. D'altra parte, nell'individuare ciò che mi manca, per avere le competenze complete di un mestiere, di una professione, mi consente di progettare il futuro. Cioè io sono una persona che ha sviluppato determinate competenze facendo alcune attività ma che non sono le competenze vere, complete, vere sì ma non complete di un mestiere. Io da un lato posso usufruire di un servizio che da un lato mi mette in evidenza ciò che ho, appunto i pieni della mia storia professionale. Nell'individuare però al contempo quali sono i vuoti che io ho, mi consente, perché ho uno standard di riferimento, di progettare quale può essere il mio percorso. Perché c'è un tema, a chi serve? Detto che, come dire, poi è una norma, quindi tutte le regioni si stanno attrezzando, c'è un'indicazione comunitaria, eccetera, eccetera. Ma a chi serve? Serve innanzitutto a chi è in transizione, e cioè, oh miseria, vado velissimo, ancora 3 minuti, a chi è in transizione e quindi che passa da un mestiere all'altro, ha ragione, che passa da un mestiere all'altro o che non lavora e va a lavorare, e chi ha discontinuità. Allora io mi preme farvi vedere questo dato, poi il dottor Barone, che appunto dirige l'agenzia in cui è presente un cruscotto dove ci sono dei dati molto interessanti, molto, molto ricchi, per cui si possono navigare ed avere molte informazioni, già ci diceva che ci sono 2.145.000 occupati di cui 900.000 donne in cerca di occupazione. Poi c'è il tema se sono i dati al terzo trimestre, a fine anno, ma adesso non è questo che rileva. Quello che a me interessa far rilevare è che, allora lo andiamo a vedere direttamente di là, nel 2022, e mediamente è andata così, poi ci sono gli anni del Covid, eccetera, ma di 900.000 donne occupate, 400.000 circa hanno lasciato un posto di lavoro, 400.000 si sono inserite in un posto di lavoro. Noi abbiamo 400.000 donne, ma 400.000 donne su 900.000 occupate, 400.000 donne che transitano. Questo è uno dei punti. Allora, chi sono queste donne? Cioè, tutte transitano avendo un'evoluzione professionale definita, quindi nella logica, oppure cambiano mestiere? Non sono le stesse, ma sono alcune che riprendono dopo aver lasciato e quindi riprendono su un altro mestiere. Cioè, questo è il tema dell'essere in transizione. Cioè, e i volumi della transizione sono questi, Cioè su 900.000, 400, c'è un fenomeno che riguarda 400.000 donne. Allo stesso tempo c'è un dato che dice quali sono coloro che cercano di rientrare, 97.000 sono adesso, aveva i dati precisi il dottor Barone, ma circa 100.000, fate caso, che cercano di rientrare nel mondo del lavoro. Di queste 86.000 avevano già lavorato. Da cosa hanno fatto? Cioè quanto riescono a portarsi dietro? Oppure invece tutte le volte ricominciano da capo. Ecco, questo era il tema che a me serviva sottolineare, per cui smetto per ascoltare poi gli altri contributi. A chi serve questa operazione, quindi di dar valore, di far rilevare, eccetera? A chi corre il rischio di ricominciare da capo e a chi per discontinuità fa fatica a progettare. Cioè se voi parlate con una donna che rientra nel mercato del lavoro, vi dice facilmente, vi parla di 3 tipi di competenze diverse. Cioè come si progetta un suo inserimento, una sua valorizzazione nel luogo di lavoro? Come facciamo ad aiutarla a portarsi dietro un bagaglio e a farlo evolvere, a farlo arricchire? Questo è, quindi a chi serve? Era questo per concludere quella foto dove c'è quella signora che sale le scale, ecco, a non farla sempre tutta in salita. Ecco, serve appunto a chi si trova in condizione di dover progettare quello che va a fare, un suo successivo percorso lavorativo, e chi corre il rischio di perdere quello che ha sviluppato nel passato. Quindi a chi corre il rischio di ricominciare sempre da un punto 1, senza sapere che in fondo indietro, se ci guarda, un patrimonio di competenze ce l'ha. Ecco, questo era, quindi è una vista diversa dagli altri elementi. Questa è un'azione che la Regione del Veneto sta sviluppando, sta strutturando col confronto di tutti i soggetti, degli stakeholder, delle parti sociali, eccetera, eccetera, ecco, che dovrebbe essere messo a disposizione nel corso del 2023, già dal 2023. Grazie.